mattina il nostro buongiorno vi arriva da Atene. Abbiamo fatto prima un giro panoramico in pullman per ammirare le più belle eccellenze del posto e adesso siamo giunti qui in galleria per una bellissima mostra di quadri. Venite con me. È un piacere incontrare il proprietario e il responsabile di questa galleria in cui possiamo ammirare una bellissima mostra d'arte. Nikos, grazie per averci accolto con grande ospitalità. Raccontaci un po' di questa bellissima mostra. Inizialmente vi do il benvenuto alla mia galleria che si chiama Arte Visioni, si trova ad Atene. Ho aperto 7 anni fa con artisti maggiormente greci ma anche italiani. In questa in particolare mostra che vedete si tratta del più profondo trauma, è una storia, ci sta ogni artista ha scritto una piccola storia sotto la sua opera. Potete ammirare diverse tecniche di pittura, c'è anche scultura. Inizialmente vi posso parlare anche di un'opera in particolare per capire un pochino le storie sotto le opere. Quindi mi è parso di capire che ogni opera è stata fatta da un artista che ha espresso la propria interiorità, esatto. Soprattutto quello che riguarda un po' più la negatività, esatto, della vita. Esatto. Adesso andiamo. Come ha potuto superare anche questo trauma? Nikos, intanto questa pittura è veramente bellissima e ha una storia straordinaria. Raccontaci perché tutti questi colori. Inizialmente ho scelto questa opera perché a me mi ha toccato profondamente come persona, perché la sua autrice di questa opera ha il gene della cecità dai genitori, dai nonni, e per paura che lei perdesse, quando perde la vista, allora ha studiato belle arti e anche storia dell'arte per accumulare la maggior parte possibile dei colori per quando diventerà cieca. E infatti sta scritto anche nelle lettere delle persone che sono senza vista, e poi scrive sine oculis vita est nihil, cioè che significa senza la vita non esiste. E in altre parole scrive orao in antico greco, che significa vedo, però con punto interrogativo. E poi queste sono le lettere che sono riferite alle persone senza la vista. Evidentemente il punto interrogativo intende proprio che lei vede il ricordo, esatto, di quello che ha voluto, esatto, imprimere appunto, esatto, nella propria mente. E a me, secondo me, è una storia molto emozionante. Una pietra che nasce per rosso, di una pietra preoccupata e sciantosa, e parlava con francese accenti, quella pietra quella pietra.
questo quartiere non è turistico, è un quartiere antico, vecchio di Atene. E vivevano la maggior parte degli ateniesi di media buona borghesia, sì. Adesso è cambiata questa perché ci stanno tanti immigranti. Allora c'è un misto tra i vecchi ateniesi con quelli immigranti e dobbiamo convivere in pace tutti quanti e ci dobbiamo amare tutti quanti perché la nostra vita è cambiata. Allora lo dobbiamo accettare come fate voi a Napoli. Anche in questa mattinata, grazie alla crociera della musica, dell'arte e della cultura napoletana, ci siamo tanto arricchiti e confrontati con questa realtà di Atene, ma ovviamente anche noi abbiamo lasciato il nostro supporto artistico e culturale con i nostri artisti. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me mi innamora così quella notte. Vorrei sapere una cosa da te, perché guarda, guarda così, sicuro tu non siente morire, non mi dice e non mi fai capire, e dilla una volta sola, sicuro tu stai tromando. E villa Cavalovera con mia voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, la cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così grande. Viva l'amore, viva gli innamorati, oh paese, e proprio infatti. Una volta sola, sicuro tu stai dormendo, e dilla Cavalovera con mia voglio bene a te. Tutti insieme. Musica cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così grande, così grande.
E adesso c'è un messaggio per voi. L'appuntamento è dal 28 settembre al 5 ottobre 2025 a bordo di MSC Grandiosa per l'edizione 16 bis della Crociera della musica napoletana. Gente magnifica, gente, chi tanto e chi niente, noi stiamo a guardare. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che aiuta la gente, se non cerca niente, non parla e si sta. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per voglio che guardano in cielo e non fanno parlare. Questi vogliono non fila e speranza di mana c'è sta. Questi vogliono da isole e braccia e si vanno salvare. Ci sta tutta la magnifica gente di questa città. Gente magnifica, gente vicina e distante dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città. Gente che vede e che sente e fa finta di niente ma non sa spurcare. Gente magnifica, gente di questa città. Ma per aiuto che toccano fuoco e si vanno bruciare. Questi guaglioni che stanno crescendo e si vanno imparare. Questi guaglioni da isole e braccia e si vanno salvare.